Ieri sera, come al solito, stavo col cellulare su Facebook e mi capita di leggere un articolo dove ci sono alcune leggi americane che hanno veramente dell'assurdo e volevo leggervene alcune. Premetto che se non ci credete vi posto l'articolo che ho letto io nel primo commento, a così voi ad avere quello che vostro. Nello stato dell'Alabama è illegale guidare bendati, quindi mi dispiace per te Batman, ma quando vai in Alabama te le fa pere. Nella contea di Moave, chiunque venga sorpreso a rubare sapone può essere condannato a lavarsi fino a esaurire tutta la saponetta. Quindi, casomai vi trovasse nei pressi della contea di Moave, non va rubato un sapone perché là lo fanno pulito pulito. In California, più precisamente a Baldwin Park, è vietato andare in bicicletta dentro le piscine. Quindi, se volete fare un tuffo con la macchina, non c'è questo problema. Nello stato del Colorado, invece, è illegale andare a cavallo quando si è influenzati. Giustamente vi potesse venire una febbre da cavallo. Nel Connecticut è vietato andare in bici a più di 65 miglia orarie. Roba che manco giro d'Italia. A Chicago è vietato mangiare in locali in cui ci sia un incendio in corso. Che se non mi piace, perché a me in inverno mi piace a mangiare in questi locali che si stanno incendiando, che si sta bella cavera. Te fai che li sta siccia arrostuto tutto live. A Champagne è vietato fare la pipì in bocca ai vicini di casa. Quindi se volete pisciare in capo, sì, ma moc no. In Kansas è illegale pescare a mani nude, quindi mi dispiace, ma siate in Kansas, niente pesci in mano. In Arizona è vietato girare per le strade con arco e frecce, quindi se ci sta ascoltando l'amico Robin Hood, ma raccomando, non te fa avere proprio in Arizona perché te si codano. Nel Missouri un gruppo di 7 o più indiani può essere considerato sul piede di guerra ed è lecito sparargli. Che se fosse buono pure a Napoli, quando vengono gli indiani che ti vengono a cacco cazzo che ti vogliono vendere la rosa, e tu tenissi permesso che potevi sparare a bocca. In Nebraska, se un bambino rutta in chiesa, i suoi genitori sono punibili con l'arresto. Quindi se andate in Nebraska con i vostri figli, luate casato con la mise, perché o se no pigliate l'ergastolo. Nel New Mexico gli stupidi non possono votare. Che se fosse buono pure in Italia. A Rhode Island le pistole giocattolo sono proibite. Gli americani si sa, non ci piace i pazzia, sia la pistola te le cattate, le catto vera. Nel Sud Dakota è vietato addormentarsi nei caseifici, che se l'hanno fatte per ricuttare. A Washington ci tengono molto per la salute, infatti è vietato andarsene in giro quando si è raffreddati. A Fernicava ve ne freva. In West Virginia è proibito fischiettare sott'acqua, ma come cazzo si fa a fischiare sotto all'acqua? A New York, più precisamente a Ocean City, è vietato mangiare gelati mentre si nuota nell'oceano. Ma chi cazzo è ben si gelati in mezzo all'oceano? Ma poi come ti fai a mangiare mentre nuoti? È impossibile! Come si fa? A Devon è vietato camminare all'indietro dopo il tramonto. Sta legge secondo me l'hanno fatta per abbonarmi Michael Jackson che arriva là in terra e faceva Any walkie, per forza. In Florida è illegale vendere i propri figli, ma neanche i zingari. Ma soprattutto è vietato avere rapporti sessuali coi porcospini. Ma come si fa? Si chiamano porcospini. Ah, mi fa male solo a pensare. Nell'Illinois i pianisti con un braccio solo devono esibirsi gratis. Ma con me, o posso tirare una mano? Poi ce la mandiamo in Italia.